La SIAP Dallicardillo di Aragona piazza il primo grande colpo di mercato ingaggiando la palleggiatrice Valeria Caracuta, ex LKS, formazione del massimo campionato polacco. La nuova regista biancazzurra ha iniziato la scorsa stagione agonistica con la maglia del Millennium Brescia in Serie A1 per poi passare nella finestra del mercato invernale al club polacco in lotta per la Champions League. Valeria Caracuta, palleggiatrice di assoluto valore e grande esperienza, è nata nel 1987 a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, è alta 1,73 m. Vanta numerose stagioni tra la Serie A1 e A2, l'esordio è avvenuto nel 2008 e 2009 a San Vito dei Normanni, prima di passare alla Florence Castellana Grotte, alla Yamamai di Bustarsizio e alla Rebecchi di Piacenza. In quelle stagioni ha conquistato 3 scudetti, 2012 a Bustarsizio, 2013 e 2014 a Piacenza, 2 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa CEV. Nel 2015-2016 ha giocato nel Wellness League francese prima di rientrare in Italia alla Golem Palmi in Serie A2, quindi si è trasferita al campionato in corso presso la Nord Meccanica di Modena, con cui è stata finalista dei playoff Scudetto e della Coppa Italia. Nella stagione successiva ha difeso i colori della Lab Legnano da protagonista e quelli della Savino del Bene Scandicci nel 2018-2019 nella massima divisione. Valeria Caracuta ha indossato anche la maglia della nazionale italiana. Nel maggio del 2013 a Montreux ha debuttato in azzurro nella sfida italiana Giappone 2-3. La mia scelta di Aragona parte dall'entusiasmo e la carica con cui il presidente Nino Di Giacomo e il coach Massimo Dagioni, con cui avevo lavorato a Bustarsizio, mi hanno presentato il progetto. Queste le prime parole dell'atleta. Mi è sembrato sin da subito un ambiente ambizioso, con delle basi valide per arrivare molto in alto e raggiungere importanti obiettivi. I presupposti ci sono e sono contento di accettare questa sfida e mettere a disposizione delle mie nuove compagne e della nuova società la mia esperienza. Pur non conoscendo molto la categoria, questo non mi spaventa, anzi è uno stimolo in più per mettermi in gioco. Sono stata sempre una persona ambiziosa e so che per arrivare in alto servono sacrificio e umiltà. Queste parole saranno il mio motto dal primo allenamento in cui entrerò in palestra. So che Aragona è una piazza calda con tanto tifo e seguito e noi ne faremo di questo la nostra arma in più.